La riforma della Costituzione è una pietra miliare, diciamo, delle modifiche contemporanee, anzi è la prima volta che viene modificato uno dei primi 12 articoli della Costituzione italiana, quelli che vengono chiamati i principi fondamentali. Non era mai avvenuto dal 1° gennaio del 1948 ad oggi. E abbiamo inserito, che ho avuto l'onore appunto di essere il comitato ristretto che ha scritto il testo al Senato e poi trovato l'accordo politico, abbiamo scritto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi una duplice valenza, cioè la Repubblica tutela l'ambiente nel significato più pieno, cioè l'habitat all'interno del quale nasce e si sviluppa la vita, e quindi nel momento in cui colpisci il quale determini un danno di carattere esistenziale, quindi un ambiente come diritto preordinato rispetto a tutti gli altri diritti. E poi abbiamo aggiunto che la Repubblica tutela gli interessi delle future generazioni, cioè introducendo all'interno del dettato costituzionale la difesa non solamente della generazione presente, ma anche delle generazioni future, cioè bisogna pensare anche a chi viene dopo di noi. Quindi un passaggio davvero fondamentale, che sarà tra l'altro una precondizione che determinerà dei grandi passi in avanti di qualsiasi genere.